Quando sono arrivato, eravamo nella fine 2007, quindi all'inizio del 2008, ho visto un cantiere pilota nella abside di Sant'Andrea. La strada era duplice, o si va avanti o si lascia stare, con un po' di incoscienza. Abbiamo deciso di andare avanti. Oggi è una giornata veramente memorabile, proprio perché si concludono praticamente quasi 10 anni, 9 anni di lavoro a Sant'Andrea, un lavoro che è iniziato con una certa fatica e soltanto perché in uno sprazzo di recupero si è visto cosa c'era sotto lo sporco, per cui ci siamo decisi, siamo andati avanti, fidandosi soprattutto della provvidenza che è arrivata attraverso le fondazioni che hanno potuto darci degli emolumenti veramente sostanziosi, e anche attraverso altre persone. Ecco, oggi abbiamo ricordato non soltanto questi, i donatori e gli sponsor, ma abbiamo ricordato anche tutti coloro che hanno in qualche modo contribuito a questo, dal personale dirigente, direttore, dal personale tecnico, a tutti coloro che in qualche modo hanno lavorato sia nel far emergere le pitture, gli affreschi, tutto quello che c'era, sia per i ponteggi, per le altre cose che sono state tantissime. È stato davvero un cammino fatto insieme, superando insieme le difficoltà. Grazie perché avete voluto venire a questo momento che mi emoziona e mi dà anche una grande carica, e cioè l'aver potuto dare alla città, al territorio, un monumento così grande, un monumento così bello, talmente bello che forse nessuno l'ha visto in antecedenza della storia così. C'è stato un concorso di realtà e di persone che evidentemente qualche volta ha creato qualche problema, ma che poi sono stati tutti superati proprio perché c'è stato un contributo, direi, non solo affettuoso, ecco, direi, per questa realtà. Sono lieto di poter assistere alla inaugurazione di Sant'Andrea restaurata e sono anche lieto di potermi unire ai suoi diocesani e dirle grazie per tutto quello che lei ha fatto alla vigilia di questa partenza, che però è auspicio di un ritorno a Mantova da Vescovo emerito. Grazie. Questa basilica con cattedrale rimane nella città come esempio effettivamente di una realtà che porta con sé bellezze di secoli, e anche le nostre, perché l'adeguamento liturgico è appunto qualche cosa che riguarda la nostra epoca e dice qualche cosa di nostro, molto semplice appunto, ma molto significativo. E verrà lì, il nuovo vescovo celebrerà per la prima volta, il vescovo Marco celebrerà per la prima volta lì, prendendo possesso della diocesi, più che possesso servizio della diocesi. Gli auguriamo davvero, come è capitato a me, di sentire l'abbraccio della città, della gente, che dura per quanto lui rimane qui, e gli auguriamo di rimanere a lungo. Un ringraziamento da parte mia, un ringraziamento a nome della città, un ringraziamento a tutte le istituzioni, a tutti voi per il contributo che avete dato, e sapremo accogliere con gioia il nuovo vescovo Marco. Posso però dirle personalmente, ma credo a nome di tutta la città, che ci mancherà. Grazie.